Allora, buonasera a tutti e benvenuti qui presso l'ex Regio per questa serata che segna un'altra tappa in quel processo che è stato avviato sin da quando nel 2022 l'ex Regio Museo nel quale ci troviamo è stato riaperto alla pubblica fruizione dai Musei Nazionali di Cagliari. Io mi limito a portare i saluti, però voglio ricordare come questo evento si collochi proprio in una strategia che il museo, da quando è divenuto autonomo, ha messo in campo per ricordare le proprie genealogie, come ci piace definirle, cioè tutte quelle figure che hanno contribuito in vario modo alla storia dei musei di Cagliari, che ricordo quest'anno compiono 225 anni dalla fondazione ad opera dell'allora viceré Carlo Felice. Ricordo che il primo atto pubblico che si è svolto dopo molti anni in questo edificio è stato in occasione della giornata della memoria del 22 e il 27 gennaio, erano ancora periodi in cui c'erano gli strascichi del Covid, la sala attraverso la quale siete entrate, che è l'unica che ha mantenuto l'aspetto originario, è stata dedicata a Doro Levi, sovrintendente, professore universitario e direttore del museo, che fu vittima delle leggi razziali del 1938, proprio quando si trovava a Cagliari, che sorprendentemente ancora non era stato ricordato all'interno del museo, che pure aveva diretto e al quale aveva molto contribuito. Da buone pratiche nascono buone pratiche, l'anno successivo anche l'università ha ricordato con una targa sia Levi che altri due docenti vittime delle leggi razziali, Alberto Pinkerle e Camillo Viterbo. In quell'occasione furono riportati qui i busti di tre personaggi legati al museo e in generale alla storia della Sardegna, li avete visti passando: Alberto La Marmola, Giovanni Spano e Antonio Taramelli, e il ritratto di Filippo Vivanet. E il 27 aprile di quell'anno fu ricordato con la posizione di una targa e con un evento Gramsci, e il 28 aprile, in occasione di Sadie, fu consegnata al museo dalla famiglia la targa d'argento che era stata donata dai sardi con una pubblica sottoscrizione a Francesco Cocco-Ortu in occasione del suo 80° compleanno, e che lui, per disposizione testamentaria, aveva destinato ai musei di antichità, al Museo di Antichità o Regio Museo come si chiamava allora, e che per motivi contingenti non fu allora consegnata perché si era sotto il fascismo. La famiglia, esattamente un secolo dopo, ha onorato questa volontà testamentaria. Chi non l'avesse fatto, poi scendendo, può vedere nella targa la citazione della frase del testamento Cocco-Ortu. Continuando, nel dicembre del 22, la sala attraverso la quale siete passati al piano terra è stata dedicata a Giovanni Lilliu, che non ha bisogno di presentazione, e si è scelta quella sala perché era l'antica sala destinata alle collezioni preistoriche nel vecchio museo. E nella stessa stanza ha trovato collocazione il busto bronzeo del fondatore Carlo Felice, che fu realizzato nel 1827 proprio per onorarlo come fondatore del museo, che aveva fondato ormai allora 27 anni prima, nell'anno 1800. Mi piace sempre ricordare che questo busto è stato prestato a novembre dell'anno scorso al Museo Egizio di Torino, che ha festeggiato i suoi 200 anni, ed è stato prestato perché anche il Museo Egizio è stato fondato da Carlo Felice, che nel 1824 acquistò, ormai re, quella collezione, la collezione Drovetti, che è alla base delle collezioni del Museo Egizio.
Poi questa sala è stata dedicata nel gennaio 24 al direttore Ferruccio Barreca, che fu morto prematuramente nel 1986. In quell'occasione sono stati proiettati 2 rarissimi documentari che ci testimoniano l'aspetto di questo edificio prima che le collezioni venissero trasferite presso la nuova sede. Ultimo atto finora, penultimo, il 4 ottobre del 24 è stato dedicato a Jaime e Luigi Pintor il Belvedere, nel quale poi si concluderà la serata con un concerto. Dedicazione che è avvenuta a completamento dei lavori di restauro della facciata posteriore e anche del giardino che vedete adesso finalmente in tutto il suo splendore. La scelta, anche in quel caso è stato dedicato un pomeriggio di studio a queste 2 figure. La scelta ci è sembrata doverosa per la vicinanza della casa dei Pintor, che era esattamente sotto il Belvedere prima che venisse demolita, e poi il panorama che si vede da qui è il panorama che ritorna in Servabo. Vi ringrazio per l'attenzione, coordinerà la professoressa Mongiu. Buonasera anche a chi ci segue da remoto. Noi stiamo trasmettendo, come tutte, registrando e trasmettendo in streaming, e dobbiamo alla liberalità dell'Associazione Amici di Musei, rappresentata qui da diverse personalità anche del direttivo e dell'associazione, e fa anche vedere la buona relazione che questa istituzione pubblica ha con il territorio e con le istituzioni sociali, anche non soltanto quelle amministrative e politiche. Il direttore Muscolino in questo momento ha detto, cioè quello che noi stiamo facendo, in osservanza a una battuta che Giovanni Lilliu, che era una personalità anche molto tranchana e ironica nelle sue battute, avendo il senso immane della storia, capiva i limiti di chi vive invece nell'eterno presente, a uno storico in un convegno a Seraggio che gli chiese che cosa erano in realtà gli archeologi, e disse questa frase: erano degli impostori della memoria dotati di creatività, che secondo me è una delle battute più belle che si possano trovare, perché bisogna essere molto creativi per reinventarsi realtà che non ci sono più. E invece un'altra cosa più cogente da cui vorrei partire, esattamente per dire come noi stiamo non soltanto custodendo passivamente le genealogie del mondo e certamente della Sardegna di almeno 10.000 anni, che roba che fa venire, come dire, un po' il tremolio. Vorrei partire da un convegno fatto nell'albergo Mediterraneo, che adesso non esiste in questa fase, in cui nelle 1000 battaglie che alcuni di noi hanno fatto, in quella fattispecie per Tuvigedu, che è ancora un insoluto della città, e finché non si risolve quello, chiunque amministri sarà destinato ad essere sconfessato dalla storia. Lo dico per gli amministratori di ieri, di oggi e probabilmente anche di domani. Erano presenti Salvatore Settis in quell'iniziativa e il nostro amatissimo Roberto Coroneo. In una discussione che attivammo, c'era Franco Masala, anche altre persone che sono qui presenti, Roberto si sofferma molto su come gli inglesi chiamano la genealogia, la discendenza, no heritage. È una cosa complessa l'eredità. In sardo però io dissi allora, si chiama serenzia. Erenzia è parola complessa che significa l'eredità diretta, l'eredità materiale, l'eredità biologica, l'eredità morale. Serenzia è molto, come dire, cosa mai chiarita fino in fondo, no? Che cos'è nella discendenza? E la discendenza non solo. Quindi nel momento in cui, in questo momento nel mondo, molto si sta discutendo attraverso queste cose aberranti che sono i diversi primatismi variamente titolati, da dove vieni, no? Piuttosto che dire
dove arrivi e cosa costruisci, io credo che sia fondamentale che un'istituzione pubblica del rilievo dei Musei Nazionali di Cagliari si sia fatto carico in questi ultimi 4 anni e mezzo, grazie tra l'altro a personale molto strutturato, molto compatto, molto unito da questo punto di vista con gli amministratori di cui io sono un esponente, con la direzione, ebbene, a coltivare una memoria attiva attraverso le figure delle contemporaneità sarde, ad esempio, che non sono sardocentriche, sono state figure nazionali, sono di rilievo. 4 sardi, qui tra un po' parleranno i professori Pignotti e Scrocco, 4 sardi come Emilio Lussu, Francesco Cocortu, Antonio Gramsci e Salvatore Mannironi, in effetti capirono, soprattutto Gramsci e Francesco Cocortu, capirono cosa stava succedendo nel 1922. Allora, noi dobbiamo essere riconoscenti a Marco Pignotti, che ha pubblicato una parte di quei suoi diari dal 22 in poi. Dobbiamo essere riconoscenti a Gianluca Scrocco, che l'altro giorno ci ha intrattenuto su 3 figure fondamentali dell'archeologia sarda: Doro Levi, Giovanni Lilliu e Bianchi Bandinelli, che hanno lavorato qui, cioè dei giganti assoluti. Quindi la storiografia contemporanea sta iniziando a porre il problema in questo momento storico di questi sardi che lucidamente videro come Crespellani nel secondo dopoguerra, Francesco Cocortu Junior, esattamente che la Sardegna non era fuori dal mondo. Noi in questo momento storico stiamo vivendo una forma di suprematismo così un po' anche che deprezza la nostra disciplina archeologica, no? L'archeologia, come dire, dava spettacolo, io la definirebbe Lillio, laddove l'archeologia e questo museo nella storia nazionale ha visto figure estremamente interessanti. Lo stesso Gramsci fa un riferimento a questo museo, a questo istituto, a questo luogo dove noi siamo e ad Antonio Taramelli, per tacere di questo gesto così straordinario dell'ex ministro, di un ex deputato che cambia il suo testamento nel 1925 e sa che quando la patria sarebbe ritornata nella democrazia, quella sua lastra d'argento doveva essere custodita nel luogo indiscutibile che è un museo nazionale, dove può accadere di tutto, ma questa istituzione va oltre le persone che momentaneamente appunto lo rappresentano. Ecco perché noi siamo riconoscenti a tutta Serenzia, cioè a Serenzia nel modo in cui Roberto Coroneo allora la prospettò a Salvatore Settis, legandola a Tufigeddu, che Giovanni Lilliu, nonostante fosse di scuola classicistica, fattosi preistorico, disse la montagna dei Sardi, la definì la montagna dei Sardi. Eppure era uno dei luoghi più urbani. Ecco, voglio dire che questo percorso di stasera, seminariale, dedicato a ancora una volta a questa figura, perché quando Salvatore Settis ha visto giù nella sala d'ingresso, nella rotonda dedicata a Doro Levi, vide, no? Il pezzo di testamento di Francesco Cocortu, io gli ho dato il libro di Pignotti, come l'ho dato a tutti quelli che conoscevo fuori in continente, in realtà disse dov'era questo? E io ho detto noi siamo molto bravi a studiarci, come dicono a Cagliari, non essendo io cagliaritana, le cose importanti, a evidenziare l'inessenziale. E spesso noi mitizziamo l'inessenziale e non vediamo la sostanza di queste figure. Quindi sarà mia cura personale, per quel poco che io posso contare nella realtà politica e nelle realtà istituzionali democraticamente elette dal popolo sardo, sarà mia cura dire che il Consiglio regionale, come quando Emanuele Sanna, Maria Rosa Cardia e tutta quella generazione presero il coraggio per pubblicare integralmente i parlamenti sardi, gli unici nella storia europea ad essere redatti in maniera senza soluzione di continuità e gli unici attualmente
naturalmente ad essere integralmente pubblicati in forma critica sarà mia cura personale, credo coinvolgendo, visto che appunto mi piace partire certamente a volte da sola, ma spesso arriviamo in processione tutti insieme, fare in modo che tutti gli iscritti Cocortu, quelli che sono nella Camera dei Deputati, in qualsiasi luogo si trovino, abbiano un'edizione critica, perché è il caso di dire che è vero che queste figure sono nei lari familiari, ma immaginatevi se Gramsci non avesse avuto il supporto di Togliatti, la dico così, sarebbe stato uno di Ghilarza? Uno qualsiasi di Ghilarza che ha scritto delle cose interessanti. Oggi è uno degli attori più importanti del mondo, perché il tema è come prospetti le cose e chi le prospetta. Allora noi sosterremo tutti gli storici che se ne vorranno occupare. Questo è il primo seminario. Il secondo sarà su una cosa fondamentale che è la riforma della giustizia, di cui abbiamo iniziato già a discutere con alcuni giuristi, e ancora con la facoltà di agraria di Sassari la sua riforma agraria, connettendo, come abbiamo già fatto in una lectio magistralis, il lavoro fatto da Carlo Felice sulla fondazione della Società Agraria Sarda alla legge Cocortu praticamente sull'agricoltura. Ecco perché personalmente, senza citarle perché sono tanti, Serenzia Cocortu con i vari e tanti cognomi sono tanti, io le ringrazio personalmente ad uno e sono ben felice sostanzialmente che abbiano preso la decisione che anche il busto di recente rinvenuto, quello del 1907 sostanzialmente, oggi parleremo anche di come questo signore si faceva rappresentare, ebbene sia custodito in un luogo dove sarà per sempre a disposizione del mondo e non soltanto in un comò familiare. Vi ringrazio. Naturalmente mi unisco anch'io ai ringraziamenti a tutta la famiglia. Un'informazione di servizio, dopo ci trasferiremo al Belvedere Pintorro per il concerto, poi chi volesse visitare i musei stasera è possibile entrare fino alle 22:15, esibite il biglietto che vi è stato dato, è possibile visitare il Museo Pinacoteca e anche le cannoniere, quindi chi volesse dopo il concerto può recarsi in museo. Grazie. Allora, iniziamo, chiamo Franco Masali, iniziamo, la locandina la conoscete, il programma lo conoscete, noi siamo partiti da una cosa molto semplice, che è il modo in cui figure di questo genere si fanno rappresentare. L'abbiamo già fatto con Grazia Deledda, vi ricordate? Fu l'ultima iniziativa a cui partecipò la nostra amatissima Daniela Zedda e Patrizia Sardo, cioè Cocortu in pratica nella rappresentazione iconografica, che è un tema che fin qui, a dir la verità, non è stato mai affrontato. Quindi da una parte Mauro Salis, che è il nostro funzionario specialista, si dice così, storico dell'arte, lui mi accusa di essere faziosa con la parte archeologica, ma non è così. No? E poi Franco Masala, che non ha bisogno di alcuna presentazione. Grazie. Grazie professoressa, buonasera a tutti. Allora, prima di lasciare la parola al professor Masala, io condivido con voi il lavoro che è stato avviato di ricerca sul busto che appunto di cui stiamo parlando, che ci è stato donato. Sia il direttore Muscolino che la professoressa Mongiu hanno parlato di genealogie. Ecco, allora genealogia può essere intesa anche in questo senso. Abbiamo fatto una ricognizione dei busti delle personalità importanti per la storia del museo e i busti che abbiamo, che avete visto tutti entrando, perché 3 sono nella Janua Dorolevi e poi il busto del sovrano Carlo Felice nella sala Giovanni Liliu. Come dire, sono i precursori, almeno cronologicamente, di questa genealogia che poi oggi ci porta al busto di Francesco Cocortu. Quindi vedete, abbiamo il busto del re Carlo Felice, che è stato
realizzato nel 1827 da Andrea Galassi, ma non fuso da Andrea Galassi, ma fuso da un fonditore di Sassari, Sanna. Poi abbiamo i busti marmorei di Alberto Ferrero della Marmora del 1858, di Vincenzo Vela, un nome importante per quanto riguarda la scultura ottocentesca, tanto quanto quello di Giuseppe Sartorio, che è un nome molto celebre, che ha realizzato il busto del canonico Giovanni Spano, sempre nel 1858, e le cui sculture adornano molti dei cimiteri monumentali che abbiamo qui in Sardegna. E poi da ultimo sulla destra vedete il busto di Antonio Taramelli, che è stato soprintendente per 30 anni dal 1903 al 1933. Il busto di Francesco Cocortu, che ci è stato donato da qualche mese, è stata formalizzata la donazione nel mese di marzo, dovreste averlo visto tutti entrando in questa sala, nella vetrina, insieme alla targa. Questi sono diversi punti di vista con diverse illuminazioni, poi vi illustrerà nel dettaglio professor Masala. Chiaramente questo busto, di cui ora vi dirò il nome dell'autore, è stato ritratto, ripreso da una fotografia ufficiale che dovrebbe risalire a quando Francesco Cocortu era poco più che sessantenne. Quasi 70 anni. Comunque, quindi chi ha realizzato il busto l'ha realizzato facendo riferimento a un modello che è questa fotografia. E allora, se noi lo osserviamo un po' da altri punti di vista, vediamo che sul lato destro, che corrisponderebbe, diciamo, al fianco sinistro della figura, c'è una iscrizione che si vede? Sì? Va bene, che riporta la data, il luogo di esecuzione, la data Roma 1907, e poi c'è scritto G. Pani fece. Quindi noi abbiamo il nome dell'autore e il luogo di esecuzione. Chi era Gipani? Ci stiamo ancora lavorando. Il nome è un nome ricorrente anche in Sardegna, ma in realtà abbiamo a che fare con un discendente di una famiglia che è nota almeno dagli anni 80 del Settecento, localizzata e attiva nella Romagna, ambito di Faenza, soprattutto nell'arte della ceramica, e questo quindi esperti plasticatori. Questo non ci stupisce, perché poi chi realizzava spesso, non di rado, chi realizzava busti in bronzo era più uno scultore per aggiungere, per plasmare, che uno scultore per levare, come succede con il marmo in cui si asporta materia. Per invece il bronzo si aggiunge materia. In che senso? Allora, intanto vedete, ok, qui abbiamo anche la targa nella base a Francesco Cocortu. Gli amici sardi della capitale, quindi committenti è una comunità di sardi che risiedono nella capitale, giugno 1907. E abbiamo fatto col collega Alessandro Sizia anche questa fotografia del busto preso dalla parte inferiore, e vedete che c'è un vuoto con alcune tracce di bianco. Allora, questo bianco sono i residui di un materiale variamente denominato lotto, comunque è una sorta di miscela di materiale inerte e di gesso, che viene usato per la realizzazione di quelle che poi diventeranno le sculture in bronzo, perché è la tecnica che è stata utilizzata, è quella della fusione a cera persa, che in 2 secondi, perché starò nei 10 minuti che mi sono stati concessi, è questa. Si crea una sorta di anima, che può essere in metallo o in legno, che poi viene ricoperta con delle forme sommarie che si rifanno a quello che deve essere la forma, poi l'aspetto finale di quello che deve essere raffigurato. Qui vedete una statua a figura intera. Sopra questa terracotta che viene messa sopra questo scheletro si mette
e poi si mette tutto in una sorta di camicia di forza, perché dalla parte superiore, qui, si fa scendere la colata di bronzo, che è una lega di rame stagno, la cui alta temperatura, più o meno sui 900 gradi, scioglie la cera prendendone il posto, e quindi scende lungo tutti gli interstizi tra anima interna e anima esterna in argilla, che poi diventa terracotta, fino a sostituirla completamente. Per scendere lungo questa forma e poter riempire tutti gli interstizi è necessario che ci siano altri canali di cera che aiutino il bronzo a scendere in maniera omogenea, e quindi una volta che si rovina, che si apre la camicia di contenimento che deve contenere la pressione del bronzo ad alta temperatura, quello che poi risulta è questo, cioè la statua che noi dobbiamo ottenere tutta ricoperta da quelli che sono i canali di cera che sono diventati però canali di bronzo. Quindi poi lo scultore, il lavoro dello scultore dove sta? Dovrà tagliare questi canali e poi levigare, rifinire fino a ottenere il lavoro finale. Allora, perché questo G. Pani, un Giuseppe Pani, è un plasticatore e non uno scultore per levare, che asporta materia? Perché fa questa operazione? Lui plasma la cera e il lavoro di fusione è stato fatto. Dove è stato fatto? Ci aiuta la targa che è stata donata poi appunto in occasione dell'80° compleanno, e se vedete qui c'è il particolare, c'è scritto Fonderia Bastianelli Roma, che non era chiaramente l'unica fonderia, ma era la fonderia a cui si rivolgeva la comunità sarda che stava a Roma, quindi coloro che hanno omaggiato Francesco Cocortu del busto, ed era la fonderia più importante della capitale, se non d'Italia, negli ultimi 20 anni dell'Ottocento e nei primi 20 anni del Novecento. Sta più o meno dietro la stazione Stava, più o meno dietro quella che è la stazione Termini. Per intenderci, questa fonderia era la fonderia che poi ha fuso il monumento al re Vittorio Emanuele secondo, che si trova sono andato avanti con le generazioni, con le genealogie, che si trova nel Vittoriano. Quindi il lavoro è stato fatto da questa fonderia. Non abbiamo purtroppo altra documentazione, perché abbiamo l'archivio di Francesco Cocortu, che è stato dichiarato di rilevante interesse culturale, conservato all'Archivio di Stato, però sappiamo anche che c'era un'altra parte dell'archivio nell'abitazione romana, che poi diviene della figlia Grazietta e poi della figlia Clotilde Uras, e noi sappiamo che quest'archivio è andato rovinato, è andato insomma perduto, si sono salvate pochissime cose, quindi se c'era qualche documento è possibile che si trovasse lì in mezzo. In ogni caso noi stiamo ancora lavorando per ricostruire la storia, diciamo, materiale e artistica di questo Pani, del busto di Francesco Cocortu. Siamo ancora in una fase iniziale, ma abbiamo il tempo a nostra disposizione, abbiamo una prospettiva di secoli alle spalle e ne avremo altri davanti, per quelli che verranno, e quindi io vi ringrazio e lascio la parola al professor Masala. Grazie al dottor Schirru che ci ha illustrato, cioè proprio allora però ha ragione che io mi confondo sempre con Davide, cioè proprio una cosa archeologica, non c'è nulla da fare, aiuto. Allora, sul fatto così rilevante, interessante dell'investimento che i sardi hanno fatto sulla lastra d'argento, si costituirono per fare quella lastra lì comitati in tutti i paesi della Sardegna, ne abbiamo trovato tracce, tipo il Comitato per l'Insularità era una cosa, si costituivano comitati, facevano raccolta fondi in modo da poter fare questa, immaginatevi la prospettiva di identificazione con questa persona e come
nella appunto ritrattistica, nel modo in cui lui stesso si faceva rappresentare il senso profondo di responsabilità di sé come ruolo pubblico. E questo è anche interessante perché, come ci illustra adesso il professor Masala, le iconografie con cui le personalità si rappresentano sono significanti, prendono parola e raccontano molte più cose sia nel testo esplicito ma anche come sottotesto. Prego, Franco. Buon pomeriggio. Il mio compito è quello di illustrare attraverso le immagini una vita, come indicato nel titolo, che presenta anche una copertina con 3 libri, ciascuno dei quali, come si vede, utilizza delle fotografie che sono poi l'ascito estremamente importante che Francesco Coccortu ha lasciato e che ci consente di ricostruire e approfondire le vicende della sua vita. Ma dobbiamo partire dagli esordi della fotografia in Sardegna, che sono piuttosto precoci, dal momento che nel 1854 Édouard de Lesseps, fotografo, pittore e letterato, pubblica le 40 vedute fotografiche che saranno poi completate l'anno successivo, 1855, da un testo, 6 semaines dans l'île de Sardaigne, 6 settimane nell'isola della Sardegna, che danno il senso appunto di questo reportage, che è uno dei primi dal punto di vista letterario, ma soprattutto il primo dal punto di vista fotografico, che consente di ricostruire la Sardegna di metà Ottocento. È il momento nel quale la fotografia si afferma, prende rapidamente il posto della pittura per quanto riguarda il ritratto e infatti la quantità di ritratti conservati nell'archivio di Francesco Coccortu testimoniano l'importanza che questo nuovo mezzo tecnico ha e che avrà poi progressivamente un'importanza sempre maggiore. Basti pensare al culmine dell'importanza che la fotografia assume durante la Prima Guerra Mondiale nello scambio tra il fronte e le residenze dei soldati, che consentono di sentire più vicini coloro che magari non torneranno mai più e che soprattutto saranno ricordati soltanto attraverso una fotografia. Il cursus honorum di Francesco Coccortu è rapidissimamente riassunto nella slide. Sono circa 50 anni di vita parlamentare che va dalla prima elezione nel 1876 alla Camera dei Deputati fino al sottosegretariato all'agricoltura e alla grazia e giustizia, prima che poi diventi ministro più volte di queste 2 discipline, fino al 1924, quando ormai in pieno fascismo Coccortu non sarà rieletto e si ritirerà definitivamente a vita privata. Questo cursus honorum può essere ricostruito attraverso le fotografie, attraverso le incisioni, attraverso le litografie, che ci vedono anche il progressivo invecchiare del Coccortu, a partire dalla prima litografia a sinistra che lo vede giovanissimo deputato e già sottosegretario all'agricoltura nel suo collegio di Isili. Lo vediamo poi successivamente ministro dell'agricoltura e del commercio e soprattutto in quella fotografia, in quella incisione anzi, che è un po' il modello, almeno parzialmente, del busto del quale ha parlato poco fa il dottor Sais, e che culmina in questa che è una cartolina postale che riporta non soltanto il ritratto di Francesco Coccortu ma anche una sua breve biografia. Si tratta infatti della diffusione, nel momento nel quale i mezzi di comunicazione di massa non sono certamente quelli di oggi, della divulgazione delle biografie e delle sembianze dei reggitori politici che corrispondono un po' a quella che oggi è la cosiddetta navicella, cioè la pubblicazione di Senato e Camera che riportano le biografie dei nostri deputati. C'è anche un bellissimo ritratto conservato sempre nell'archivio Coccortu donato all'Archivio di Stato, anzi approfitto per ringraziare il direttore, dottor Enrico Trogu, e l'archivista, dottoressa Lorena Stocchino, per la disponibilità nel permettermi di lavorare su questi materiali. Dicevo, il ritratto di sinistra è dovuto a Luca Comerio,
che è fotografo della Real Casa, ma soprattutto regista cinematografico. Gli dobbiamo, tanto per intenderci, il frammento importantissimo del ballo Excelsior che furoreggiò fra fine Ottocento e inizi del Novecento e che è l'unica testimonianza di quel grande ballo segnato dal progresso che caratterizza appunto la storia d'Italia. Si tratta di un ritratto, quello di Comerio, che ha anche ascendenze pittoriche, come si può individuare dalle sfumature e dal chiaroscuro, e l'ho messo in relazione col busto, del quale in un tratto, avendolo già trattato il dottor Sais, che ci permette proprio di ricostruire e di rivedere le sembianze di Coccortu nel passaggio dalla fotografia al bronzo. Credo che la foto più nota di Coccortu sia quella che lo ritrae nel suo studio del Ministero dell'Agricoltura, studio pesantissimo con mobili particolarmente pesanti, che però lascia spazio anche alla modernità. Basterebbe vedere il termosifone e l'applique sulla parete che indica già la luce elettrica, o il telefono, o l'orologio col datario che vediamo sulla scrivania, anche questa pesantissima, tipica di certa mobilia dell'inizio del secolo, che rivediamo appunto all'interno dello studio ministeriale di Francesco Coccortu. Ma c'è anche tutta una serie di fotografie che potremmo chiamare, virgolette, istantanee, se i tempi di posa non fossero ovviamente ben lontani da quelli di oggi. A sinistra vediamo una serie di colleghi di Coccortu, che è il numero 6 in centro, visto di profilo, ed è soprattutto rappresentato al numero 3 con Giuseppe Zanardelli, che è il suo mentore, il presidente del Consiglio che lo chiamò ad essere ministro nella sua prima esperienza ministeriale. Ma è particolarmente interessante la presenza di questi notabili in redingote e cilindro, perché fanno il paio con quella straordinaria fotografia che fa parte sempre dell'archivio Coccortu e che riguarda Giuseppe Biancheri, cioè il presidente della Camera, che nel 1903 donò al caro collega Francesco Coccortu la sua fotografia. Si tratta di una fotografia chiaramente realizzata in uno studio fotografico con tanto di scenografia come si usava, c'è una Savonarola, c'è un tappeto pesantissimo che pende dal tavolino, soprattutto c'è nella mano del parlamentare lo statuto che indica già l'aspetto politico del personaggio che vediamo. In questa fotografia del 1902, a bordo di un fiacre, invece Coccortu appare con la feluca ministeriale e ne abbiamo anche una versione che inverte la stampa in bianco e nero, sempre conservata nell'archivio di Stato di Cagliari. Sono estremamente interessanti anche le foto di gruppo, perché sono veri e propri saggi di cultura antropologica. Basterebbe vedere la differenza tra questa fotografia di gruppo di Catania, per l'inaugurazione della Regia Scuola di Agricoltura nel 1907, e gli elettori di Coccortu a Meana Sardo ai primi del Novecento, laddove abbiamo tutta una serie di pinguini con redingote e cilindro a sinistra, fatti a stampo praticamente, vediamo viceversa persone in borghese, persone in costume sardo, divise militari, tra l'ambiente variegato che caratterizza appunto gli elettori di Meana Sardo, esattamente come gli elettori di Isili, che al termine di un banchetto nel 1907 figurano in una fotografia nella quale vediamo rigorosamente tutti uomini. Sicuramente erano le donne che servivano il banchetto, ma non compaiono minimamente nella fotografia, compreso un ragazzino che è seduto accovacciato in primo piano. E sempre a Isili abbiamo una fotografia che mostra Coccortu alla testa di un corteo davanti a una bandiera che celebra uno dei tanti ritorni in quello che era il suo collegio elettorale. Nel 1909 Coccortu inaugura invece la Regia Scuola Industriale Dionigiscano, per intenderci, la scuola che sta in piazza San Cosimo, e che vediamo in due versioni, quella restaurata a destra con Francesco Coccortu che avanza fra due ali di persone festanti, e invece l'originale che è più malandato e che però ha una presenza importantissima, il cartiglio di Alfredo Nissima, il fotografo livornese che
lavorò moltissimo a Cagliari per tutta la prima parte del Novecento e che fu poi radiato dalle leggi razziali del 1938, essendo lui appunto ebreo, come ci raccontano i documenti dell'Archivio di Stato di Cagliari. Altre istantanee, il concorso ippico di Roma nel 1907, con Coccorto a colloquio con un notabile, l'inaugurazione delle case popolari di Genova nel 1908, con Coccorto a bordo di un fiacre e sullo sfondo la folla festante nella tribuna d'onore. Ancora l'esposizione ippica sarda di Macomer del 1909, che vediamo nell'inaugurazione della fotografia originale a sinistra, e a destra vediamo invece l'ingresso con l'arco legato all'architettura effimera di queste manifestazioni, che arieggia a qualcosa di molto semplicemente liberty. E lo stesso fotografo che ha fotografato queste immagini di Macomer, Alfredo Castaldini, dona, come si legge o si dovrebbe leggere nella dedica, questa fotografia che ci mostra un tripudio di bandiere, di pagliette, di persone che festeggiano l'inaugurazione di questa esposizione ippica. E nel 1921 la visita di Vittorio Emanuele III a Cagliari, che vede in primo piano ovviamente il nostro Coccorto, e lo vediamo sia in un interno a sinistra, sia all'esterno al porto, dove fu montato una specie di catafalco, come disse l'Unione Sarda, che serviva proprio per contenere le personalità che dovevano rendere omaggio al sovrano. Non dimentichiamo che poco più di un anno dopo Francesco Coccorto cercherà invano di convincere Vittorio Emanuele III a non dare l'incarico a Mussolini, avendo il risultato che tutti conosciamo. L'ultima fotografia che mostro, ho lasciato da parte volutamente le fotografie dell'uomo privato, ci mostra una bellissima immagine di un oratore che parla davanti a un tavolino col braccio veramente da arringatore, che ci presenta in prima fila Francesco Coccorto di profilo, una serie di signore fra le quali sembra quasi di vedere certi echi della pittura impressionista, nell'alternanza fra chiaro e scuro che vediamo anche nelle vesti delle signore. Si tratta di fotografie che consentono di ricostruire le immagini, diventano fonti documentarie importantissime agenti di storia per rifare le vicende appunto dei nostri personaggi. Chiudo con la citazione dal saggio sulla fotografia di Susan Sontag, che scrive: prima di tutto una fotografia non è soltanto un'immagine, un'interpretazione del reale. Mentre un quadro, anche se rispetta i criteri fotografici della rassomiglianza, non fa mai nulla di più che enunciare un'interpretazione, una fotografia non fa mai niente di meno che registrare un'emanazione, un'orma materiale del suo soggetto. E credo che sia questo che dobbiamo cercare nelle fotografie di Coccorto. Grazie. Personalmente ringrazio per aver sostenuto questa iniziativa e con Mauro Taris abbiamo evidenziato una cosa fondamentale, che è quello che riguarda, l'abbiamo già fatto, ripeto, con Grazia Deledda, che riguarda la relazione tra il rappresentato, uso l'espressione di Roland Barthes, chi viene rappresentato, come viene rappresentato, dal punto di vista di chi lo rappresenta. La dialettica praticamente tra il soggetto, che è un tema che probabilmente potrebbe essere affrontato in uno studio ulteriore del dottor Salis, che ha iniziato già a esplorare queste caratteristiche, anche ad esempio con il lavoro che lui ha condotto attraverso una lezione a San Saturnino per quanto riguarda la donazione buffa e come buffa rappresenta in maniera anche caricaturale i personaggi della nostra contemporaneità. È interessante questo approfondimento che noi stiamo facendo anche sui nostri fondatori, cioè il museo
è anche la fotografia di chi lo gestisce, di chi lo amministra, ed è importante conoscere le figure che costruiscono poi la relazione tra i materiali e l'esterno. Non è un tema di poco conto in questo momento, è nel dibattito sulla cultura della cancellazione, sui suprematismi, non è il discorso che si sta polarizzando sui musei in questo momento i diversi personaggi che li hanno costruiti. In realtà la maggior parte dei musei sarebbero musei coloniali, perché di fatto sono fatti di espropriazione di cose. Quindi è molto interessante in questo momento quello che alcuni musei come il nostro stanno cercando di fare nel dibattito nazionale, non provinciale, anche perché, come avete visto, abbiamo a che fare con personaggi giganteschi, possono anche appartenere ai lari familiari, sono anche la fotografia di famiglia, ma sono della nostra nazione, e finché noi in Sardegna non ci liberiamo da questa sorta di complesso di vivere tutto in termini strumentalmente etnocentrici, noi non ne usciremo vivi, e ne parleremo nel corso di questa serata anche con gli interlocutori che adesso mi raggiungeranno, e che sono i professori Pignotti, Scroccu e Micheli, che da 3 punti di vista dentro questo secolo breve nostro affrontano di fatto la dialettica storica tra quello che accade qui in un luogo di margine e quello che accade nel resto del mondo. E di fatto spesso dal luogo di margine, uso un'espressione di Ranuccio Bianchi Bandinelli per la storicità dell'arte nel suo volume, ma anche su tutto il lavoro che fa sul tardo antico, ed è se c'è appunto un luogo di margine privilegiato da cui poter guardare il mondo, è questo, perché poi ha prodotto pensiero che ha preso parola nel mondo intero. Quindi parto da Gianluca Scroccu. Sì. Allora, Lo chiudiamo con farò? Ok. Allora, io intanto buonasera, sì, buonasera a tutti e a tutti. Io non ho studiato la figura di Francesco Cocorto in maniera approfondita come ha fatto il mio collega e amico Marco Pignotti, quindi eviterò di fare dei riferimenti che Marco farà. Però questa serata è una serata importante perché diciamo, riguarda una personalità della nostra storia, giustamente diceva Maria Antonietta Mongiu, una storia che è sarda ma è nazionale, e che ci permette di fare alcuni riferimenti a un periodo che oggettivamente oggi è dimenticato, ma è dimenticato anche perché queste sono le tendenze sia a livello storiografico che a livello anche di programmazione scolastica, diciamo, e in parte anche universitaria, anche se noi abbiamo un po' più di libertà da questo punto di vista, anche perché non è più di moda. Tutta la fase successiva, diciamo, all'unificazione e agli anni che ci portano, che hanno visto protagonista Cocortu, che poi appunto anche dal punto di vista anagrafico copre quel periodo, quindi diciamo, dall'unificazione fino all'avvento del fascismo. È un periodo che oggettivamente, a parte, diciamo, certo, il periodo che va dal 22 in poi, è oggetto anche, come sapete, quest'anno c'è stata una famosa serie televisiva che ha riportato in auge, in maniera anche, devo dire, innovativa, secondo me anche interessante, la vicenda che ci porta a riflettere, almeno attraverso quella visione, sul perché poi alla fine un signore come Benito Mussolini abbia avuto la meglio su un personaggio anche come Francesco Cocortu, perché poi non è un interrogativo storiografico di secondo piano, no? Come mai quella classe dirigente che aveva costruito di fatto ex novo un paese, dopo un periodo complicato come le guerre del Risorgimento, poi si trovi a collassare anche per responsabilità della figura a cui questa classe dirigente guardava in prima persona, cioè il sovrano, si trovi a collassare di fronte a un uomo che oggettivamente poteva benissimo finire diciamo, nelle pagine dimenticate della storia, no? E sarebbe rimasto un agitatore socialista, estremista, che poi aveva trovato la
ragione d'essere dell'interventismo nella Prima Guerra Mondiale, ma che poi aveva dato vita a un movimento che non aveva avuto altro spazio, diciamo. Invece sappiamo bene che non è così. Quindi le cose che sono state anche rappresentate sia da Mauro Salis che da Franco Masala sono molto interessanti, perché in un'epoca, veniva citata prima, in cui si parla di cancellazione della storia, che ha riguardato personaggi che hanno vissuto in quest'epoca, che appunto hanno contribuito con momenti di slancio e con chiaramente difficoltà e anche errori, però a costruire un paese che non esisteva, e in Sardegna a costruire una realtà di una periferia, perché tale eravamo, cercando di legare quella periferia ai grandi moti della storia che accadevano naturalmente a livello nazionale, ma poi a livello europeo e internazionale, perché non dovete dimenticare una cosa, che quando Coco Ortu diventa appunto deputato, in quell'anno particolare come 1876, e poi fa la sua carriera politica da sottosegretario e poi ministro, sono gli anni in cui si arriva al passaggio fondamentale tra la crisi di fine secolo e l'inizio della Belle Époque, che è un periodo in cui non soltanto la Sardegna e nemmeno l'Italia, ma il mondo cambiano radicalmente. Si creano le occasioni, diciamo i profili che poi ci portano fino ai nostri tempi, cioè la modernità che avviene come appunto di tanti quadri futuristi che la rappresentano al meglio di quel periodo, è la modernità che cambia completamente le geografie, gli spazi, i vissuti di persone anche diciamo appartenenti a diverse classi sociali, e da allora il mondo non sarà più come prima, e queste personalità si trovano a vivere quel momento di passaggio cercando di governarlo, con naturalmente tutti i problemi che sono propri di un periodo di cambiamento epocale. Quindi da questo punto di vista le ragioni anche di una rappresentazione iconografica come quella che abbiamo visto prima sono molto significative, perché Franco Masala ci ha fatto vedere come si muovevano le classi dirigenti del tempo e quali erano anche, cioè noi non dobbiamo provare a, come purtroppo è avvenuto anche negli ultimi anni, con tutte le diciamo, motivazioni legate alla cosiddetta cancel culture, alle teorie per cui per esempio nei musei certe cose non si devono rappresentare o nelle piazze, certi personaggi devono sparire perché avrebbero operato negativamente, ma è facile dirlo nel 2025. Bisognava essere alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento per pensare se quelle persone agivano secondo quelli che erano i loro tempi oppure se dovevano, non si capisce poi perché, utilizzare la mentalità che si è sviluppata all'inizio del XXI secolo. E questo è un metodo di giudizio importante che ci serve poi per capire anche le radici che sono le radici appunto del nostro vissuto da cui veniamo, no? Quella Cagliari in cui si muove Coco Ortu, ma in cui si muovono anche più, diciamo, più giovani, per motivi anagrafici, Lussu, Gramsci, che poi saranno anche critici chiaramente nei confronti di quella classe dirigente, ma saranno tanti critici nei confronti della classe dirigente liberale, anche da dentro il mondo liberale. Io ho studiato Piero Gobetti e so bene cosa vuol dire per quella generazione che ha vissuto la Prima Guerra Mondiale confrontarsi con queste personalità. Chiaramente, come spesso accade, un po' sta avvenendo anche adesso, in questi giorni, se avete visto, in realtà è chiaro che le giovani generazioni hanno sempre voglia di, tra virgolette, uccidere il padre da un certo punto di vista, e quindi porsi negativamente, specie dopo personalità, perché quando diciamo poco, devo dire negli ultimi anni c'è stato, noi ci tentiamo un po' di più all'università, ma insomma il periodo di fine secolo, età giolittiana, oggi viene vista come una cosa troppo italocentrica che fa perdere di vista quelle che sono le ragioni della storia a livello globale, per cui appunto si parla giustamente anche di tutta la vicenda di una storia che deve andare su una dimensione internazionale, che deve guardare anche alle colpe diciamo del colonialismo occidentale, però non bisogna dimenticare che comunque sia quella storia è avvenuta. Per cui se io vado a Palermo e vedo la statua di Francesco Crispi, non mi devo porre il problema di abbattere la statua di Francesco Crispi perché mi sta antipatico il fatto che Crispi pensasse che
diciamo, certi territori africani andassero conquistati. Certo che io non penso che avesse ragione, ma devo essere in grado di capire perché Francesco Crispi voleva andare in Africa a fare un certo tipo di guerra coloniale. A maggior ragione devo essere in grado di capire quali sono state le difficoltà di un personaggio come Francesco Coco-Ortu rispetto alla sfida del governo di una nazione. Tra l'altro 2 ministeri, è stato detto, adesso poi vado a chiudere, come l'agricoltura e la giustizia, che sono centrali, cioè uno Stato che si sta creando, uno Stato che aveva la maggior parte delle persone occupate nel settore dell'agricoltura, dove doveva cercare di affrontare la questione sociale o quantomeno cercare di portare questo paese dentro la modernità, sicuramente in un settore come l'agricoltura, quindi una sfida immensa da far tremare le gambe di quella stanza gigantesca che abbiamo visto. E non parliamo dei problemi della giustizia, cioè stiamo parlando di un paese che stava cercando di darsi una legislazione civile e penale degna di un paese moderno. Sfida gigantesca, che significava dare diritti a chi non ce l'aveva per estrazione sociale, rispetto invece a chi ce l'aveva per censo. Ecco quindi che penso che questo incontro in realtà sia molto importante, anche perché ci mette dentro una sfida, che è la sfida di chi fa magari il nostro mestiere, ma anche la sfida di chi opera nel settore culturale, ma di ogni cittadino, cioè quello di provare a ragionare sulla storia, anche stiamo parlando di una storia recente, perché 100 anni, insomma, arrivare al 2029 ci vogliono ancora, per il centenario della morte, ancora 4 anni. E quindi è fondamentale provare a ragionare su queste personalità. Dico proprio l'ultima cosa, e questo è fondamentale perché noi viviamo in un momento in cui dovete capire che le giovani generazioni, le persone che arrivano all'università, e che tra l'altro dovrebbero conoscere un po' meglio questo periodo, no? Perché poi l'ultimo anno delle superiori sostanzialmente si arriva fino alla seconda guerra mondiale, in realtà non sanno nulla, e non sanno nulla di come poi loro alla fine stanno entrando in quell'aula universitaria, perché se stanno entrando in quell'aula universitaria lo devono al fatto che a un certo punto c'è stato un paese che ha deciso di unificarsi, dove le classi dirigenti hanno posto anche, naturalmente nel corso del tempo, sotto vari passaggi e decenni, il problema anche dell'alfabetizzazione. Quindi quella storia lì è fondamentale per capire da dove veniamo e soprattutto per capire che la Sardegna ha avuto delle personalità che sono state importanti in ogni campo del vissuto storico di quel periodo. Francesco Coco-Ortu, ma le altre persone a cui sono intitolate, diciamo, alcuni dei luoghi di questo museo, e che appunto erano più giovani di lui, ma che hanno vissuto lo stesso momento storico e che sono posti un problema: come vivere in una nazione che stava entrando nella modernità. Grazie. Allora, prima di passare la parola a Marco Pignotti, che ha avuto il merito per alcuni di noi di aver reso popolare, io non sto dicendo, lo ribadisco, che non ci siano stati studi precedenti. Io stessa da assessore regionale ho finanziato i sardi illustri, avrei dovuto dire i sardi e le sarde illustri, ma i sardi illustri intendevo tutti, e uno di questi intanto erano i fratelli Asproni di Bitti e Coco-Ortu, e avevano anche il merito di essere non soltanto dei politici, ma innanzitutto degli intellettuali, perché poi Francesco Coco-Ortu è stato uno dei fondatori dell'Unione Sarda, tant'è vero che quando noi abbiamo dedicato Sadies a Sardigna, quando ci è stata consegnata la lastra d'argento, di comune accordo con la direzione e il CDA abbiamo deciso che dedicavamo quell'anno Sadie, perché è lì noi abbiamo avuto l'onore anche di ricevere, chiunque fosse, una lettera di indirizzo del Presidente della Camera, no? Del Presidente della Regione, del Sindaco di Cagliari, eccetera, per dire che erano figure complesse. Però, ad esempio, visto che il professor Scrucco ha citato, questa città era abitata da queste persone, a me ogni tanto vengono queste fantasie creative, no? Erano tutti e due i miei vicini di casa, io me li immagino, il mio dirimpettaio di finestra di cucina, Antonio Gramsci, che scende, dopo essersi fatto, arriva fino da Tramera all'angolo dove scende l'anziano già e autorevolissimo no? Francesco Coco-Ortu, incrociano per sbaglio Baccaredda, non si salutano cordialmente, esatto,
Però, ad esempio, questa cosa che in un piccolo pezzo di città, oggi immondo, ridotto a una specie di tavola calda, no? Mi fanno tenere sveglia fino alle 5, così devo leggere ancora di più di quello che non ho mai letto, perché è una cosa da insonni. Io me li immagino tutti e due, quello che scendeva e sotto la birreria Gramsci, mischino, magari ne prendeva un po', gli faceva anche bene, ma l'anziano Cocorto, secondo me, col suo, come si chiama, autorevole, li avrebbe cacciati tutti e due così. Probabile. È probabile. Però è vero che, ad esempio, la toponomastica potrebbe essere un'opportunità di farli conoscere meglio, questi personaggi. Altrimenti ci vogliamo spesso nel ridicolo quando ne parliamo, non vedendo questa dimensione storica nazionale. In fondo, noi, grazie a ciò che noi stiamo facendo come Musei Nazionali, stiamo osservando la legge istitutiva dei musei autonomi, e cioè quella di essere luoghi di ricerca, luoghi di educazione, anche delle personalità della nostra nazione che noi non conosciamo e i nostri ragazzi men che meno. Allora, questi personaggi che hanno frequentato la Sardegna, quando noi vediamo i carnevali estivi e queste barraconate, esattamente, io penso sempre a questi, da Liliu in su, no? Penso da Liliu in su, l'atteggiamento che avrebbero assunto rispetto allo spreco, al calo di dignità assoluta, perché è questo di cui noi stiamo parlando. Ecco, coltivare la storia significa per un museo avere l'equilibrio di non essere ideologici, ad esempio. E quindi a Marco Pignotti che cosa è accaduto dopo la pubblicazione di questo pezzo di diario, che naturalmente non è tutto il diario. Beh, innanzitutto, prima di tutto, un minuto lo devo prendere per i ringraziamenti. Beh, direi a Cocortu in prima persona, perché il diario è suo. Io sono stato un tramite alla famiglia tutta, perché a Marinella, cioè, ovviamente a maggior ragione, che mi ha accompagnato nell'opera di decodificazione, perché il documento è il protagonista assoluto di tutta questa ricerca. Cioè, senza il documento non c'è il mestiere dello storico, neanche dell'impostore dello storico, perché anche gli storici sono degli ottimi impostori, molto più pericolosi forse degli archeologi, perché l'uso politico della storia purtroppo è estremamente attuale. Quindi questi ringraziamenti sono doverosi. Non ultimo, ma lo metto per ultimo così per vezzo, a chi mi sta qui accanto, perché è lei che l'ha reso più diciamo attuale, l'ha reso più mediatico, usiamo questo termine così orrendo a volte, ma anche utile, perché se Aldo Cazzullo ha potuto citare il diario politico di Francesco Cocortu è perché c'è stata una... Con correzioni dopo... Sì, va bene, però l'importante è averlo... Però questo bisogna dirlo, quando Aldo Cazzullo ha intervistato l'ex ministro Formica, socialista, che ricordava Ciccio Cocortu, era Junior, era il babbo di Alberto praticamente, che veniva citato e veniva confuso con Senior, e quindi quello era già del 29, quello era un giovane. Allora, io ho pensato questo, ve la dico così, so che siccome stiamo andando in streaming mi perdoneranno quelli che ci ascoltano, ma se uno come Aldo Cazzullo, così preciso, con una redazione intera per fare i suoi programmi, ha fatto un errore come questo, io gli ho mandato un messaggio, io ho detto mi permetto di suggerire l'errore, di correggere l'errore, che fa capire come storie fondamentali per la nazione, perché è stato l'unico, prima di Benedetto Croce, di chi che sia, di Einaudi, è stato anche il Presidente della Repubblica, che abbia detto che Mussolini era veramente quello che sarebbe stato. Allora, come dire, com'è che uno fa un errore di questo? Allora mi è venuto in testa di dire, perché noi abbiamo ridotto la nostra storia vernacolare. Diventa, è così Gianluca, è così, è una storia vernacolare. Vi ripeto, quando ho visto, per quanto riguarda Gramsci, le declinazioni paesane, mi sono spaventata. Okay? Mi sono molto spaventata. Allora, figuriamoci per Francesco Cocortu, che non ha avuto quella rilevanza editoriale mondiale che Gramsci ha avuto. Sì, ma paradossalmente proprio per questo, diciamo, misunderstanding abbiamo potuto ancora di più sottolineare l'eccezionalità di questa figura, che non poteva essere ridotta
a una figura locale sardocentrica, perché volente o nolente lui la dimensione nazionale e internazionale l'aveva assunta sul campo. Anche porlo di fronte a dei giganti che la storiografia ha riconosciuto come tali, anche giustamente, i Gobetti, i Gramsci, Cocco, l'anziano che doveva essere ucciso dai giovani, bisogna dire che, malgrado tutto, ha purtroppo azzeccato tutte le decisioni importanti che devono essere prese in quel lasso di tempo, perché coadiuva Giuseppe Zanardelli nella redazione del più moderno codice penale di fine Ottocento, perché abolisce la pena di morte. Non è una cosa molto secondaria in Europa, in quel momento, nel mondo, in quel momento. È partecipe della svolta ad inizio secolo il governo Zanardelli-Giolitti, che è praticamente di rottura totale dopo un eccidio a Milano, la città più importante del Regno d'Italia in quel momento, dove appunto tramite il sovrano vengono uccise 100 persone perché stanno manifestando politicamente. Quindi non sono svolte secondarie. Certo, si oppone alla Prima Guerra Mondiale, diversamente da Gramsci e da Gobetti. Non è una visione marginale in quel contesto. Certo, è monarchico, è cattolico fervente, ma è favorevole al divorzio. Ultimo ma non ultimo, è molto fedele allo Stato, è molto fedele alla forma dello Stato, quindi è un fedele servitore dello Stato, però è l'unico di questi servitori che 2 giorni prima della nomina di Mussolini a Presidente del Consiglio scongiura Vittorio Emanuele III di non mettere la monarchia di fronte a una decisione che la storia condannerà per sempre. Quindi direi che 5-6 previsioni, direi eccezionalmente importanti, nessuna delle quali ancora oggi potrebbe essere contraddetta. E ne aggiungo un'ultima, perché io non credo in niente, ma credo nella Cabala. Sarà che io sono un po' di origine ebraica, quindi questo un po'... Non lo so, questo... In che cosa crede Francesco Cocco-Ortu? Crede nella centralità del Parlamento e muore, giusto appunto, una settimana prima che si apra la Camera dei Fasci e delle corporazioni, che determina la fine del Parlamento del Regno d'Italia. Cioè forse è voluto proprio morire per non vedere avviare una fase che di fatto coincideva con la morte del Parlamento. Cosa gli si può imputare quindi a questa figura? Cioè il fatto di voler rimanere chiusa appunto in una dimensione che non doveva essere quella nazionale e internazionale, volente o nolente, lui l'aveva già acquisita questa dimensione. Forse non l'ha rivendicata con troppa, arroganza. Le immagini ci hanno fatto vedere Mauro Salis e Francesco Masala, per me sono molto significative. Quel ritratto che vedete, la redingote, quella postura in redingote è molto istituzionale. È molto istituzionale e Biancheri la conserva perché da Presidente della Camera lui conserva ancora adesso, la famiglia conserva ancora adesso un cimelio eccezionale che purtroppo non è stato ancora donato a un centro di documentazione, un museo, un archivio, perché di fatto è una navicella che fisicamente riporta i 508 deputati iconografati, quindi fotografati, che hanno firmato di proprio pugno la fotografia che li ritrae, e accanto a questo c'è appunto quel breve profilo che avete visto. Il Malatesta è colui che poi rimette nei volumi nel 22 queste sintesi e che ci riporta addirittura i più 1500-2000 profili di tutti coloro che sono stati parlamentari dall'unità fino al 22 stesso. E la fotografia, quell'iconografia che avete visto, è proprio riportata anche nel volume stesso, che di fatto fa una sintesi di tutti i parlamentari eletti fino a quel momento. Quindi Cocco-Ortu chi era? Era una figura che, come è stato più volte ricordato, ci fa compiere un esercizio di memoria, che non è mai male, come qualcuno ha scritto oggi sull'Unione Sarda. Ma soprattutto, questo l'abbiamo evocato in un dibattito, non mi ricordo quale, non dobbiamo cadere in quella famosa trappola di etnocentrismo che finisce per portare appunto quelle che
vengono definite periferie avere un ruolo quasi, come possiamo dire, di voluta marginalità, di localismo, di provincialismo, che non gli appartiene, neanche volendo, perché comunque ne abbiamo citate di figure che sono tutte meno che localistiche. Cocco da questo punto di vista ha avuto un percorso che lo ha evidentemente relegato a questo tipo di marginalità storiografica. Io sono appunto strumento di un tentativo di farlo scappare da questa specie di condanna, e ancora oggi, per voler dire qualcosa di diverso e chiudere, trovo che mi viene regalato appunto il testamento olografo corretto, dove si fa un accenno proprio alla statuetta in bronzo di Cesare Beccaria legatami da Giovanni Zanardelli in ricordo della nostra amicizia, ma soprattutto della collaborazione ai lavori del codice penale. Oppure la targa offertami per la sottoscrizione pubblica nel mio 80° compleanno, che desidero che mio figlio ceda al Museo di Antichità di Cagliari. Quindi documenti che ci raccontano chi era questa figura che già all'epoca comunque aveva una dimensione fondamentale nell'economia, nella lotta politica italiana, perché il 22 ottobre del 22, data abbastanza tragica perché siamo una settimana dalla marcia su Roma, sul Mondo viene pubblicato un articolino dal titolo Il discorso dell'onorevole Cocco-Ortu, dove, non me lo sto a leggere, insomma, si ricorda quanto sia stato importante il suo discorso alla Camera, uno dei pochi dove viene affrontato brutalmente l'ipotesi che una forza che si muove nella completa illegalità possa ricevere l'incarico di guidare il Paese. E soprattutto si sottolinea come sia stata più volte sottolineata che l'unica istituzione alla quale bisogna rimanere gelosamente legati è il Parlamento, l'istituto della rappresentanza. Chi firma questo articolo è Giovanni Amendola, quindi non una figura marginale. Quindi se una figura come Giovanni Amendola ha riconosciuto in questo vecchio ottuagenario un punto di riferimento insindacabile, è perché comunque gli riconosceva una capacità di essere politico in realtà ben oltre il 26 aprile del 24, quando lui non viene rieletto. In realtà non è che non viene rieletto, non viene fatto rieleggere, non viene fatto brutalmente rieleggere, perché viene creato ogni genere di broglio per far eleggere qualsiasi altra figura che non sia Cocco-Ortu, cioè proprio un mandato esplicito Benito Mussolini sulla Sardegna: non fate eleggere Francesco Cocco-Ortu, perché è il suo peggiore nemico, perché ovviamente il sovrano gli avrà detto che il decano della Camera era un po' contrario alla sua nomina Presidente del Consiglio, quindi non viene fatto eleggere, ma lui rimane politico perché frequenta la biblioteca della Camera fino all'ultimo giorno in cui gli è possibile, e tutti i politici di nascosto vanno lì a, diciamo in qualche modo, a confidargli i problemi in cui ormai versa l'istituzione, come lui aveva già abbastanza previsto. Nel diario non indulge nemmeno a autoreferenzialità, non c'è mai, c'è molta severità, non c'è autocompiacimento, semmai c'è tristezza. Dolore, ecco. E con questo chiudo, ma ringraziando appunto Cocco-Ortu più per me che per se stesso, quasi ha offerto più un servizio a me stesso che a se stesso, ma era proprio, credo, nella sua indole molto severa, in questo molto austero. Grazie. Io voglio ricordare che stiamo andando verso la chiusura. Vorrei ricordare, stiamo andando verso la chiusura, che questa iniziativa ha messo insieme due nostri progetti che sono cui appunto la donazione fa parte, ovvero sia Gioielli Donati, no? Sapete che riguarda arte contemporanea, ma riguarda anche biblioteche che ci sono state date, collezioni eccetera. È iniziato questo percorso di donazione verso un'istituzione pubblica. Io sono riconoscente anche ai nostri, lo dico da amministratrice, ai nostri funzionari in questa fattispecie, sia, non stiamo citando neanche tutto lo staff del restauro che ha ripulito per quanto fosse ottimamente conservato, oltre che naturalmente il dottor Salis, che è il nostro specialista appunto della storico d'arte. Io vorrei porre questo invito anche a chi ci sta ascoltando: tenere a casa le immaginette, un'immaginetta di un proprio antenato è irrilevante. Se fa parte di una collezione del museo diventa un fatto storico e tutti vi possono accedere. Quindi io direi e inviterei
tutta serenzia, lo dico alla sarda, se hanno delle cose fate bene a donarle veloci, brevi, letteralmente, perché possono essere messe nella disponibilità pubblica di approfondimento, come noi stiamo cercando di fare. E d'altra parte, se il museo è un luogo di ricerca, l'abbiamo visto attraverso i nostri, non soltanto attraverso i funzionari che operano per la manutenzione del nostro patrimonio culturale della nazione, va da sé che secondo me anche l'università dovrebbe iniziare sulle tesi di laurea a tematizzare sempre più, perché le scuole hanno il 15% che anziché ossessionare i propri alunni facendogli vedere 150.000 nuraghi, e tra l'altro raccontandoli anche male, peraltro, ecco, c'è una distrazione di massa rispetto alle vicende dei nostri personaggi della contemporaneità, perché realmente bisogna vedere le genealogie e le discendenze anche, perché molti di questi, no? I loro discendenti, pensate che una delle discendenti di Giovanni Spano era la mamma di Italo Calvino. A me mi sconvolge quest'idea. E la moglie di Salvatore Manironi era ugualmente discendente di Giovanni Spano, di una sorella. Quindi ci sono anche molte ricostruzioni da fare e il tema delle ricostruzioni delle genealogie e delle rimozioni sulle genealogie è tema che caratterizza, no? Le infinite chiacchierate ormai da molti decenni con Nicola Migheli, sociologo molto raffinato, molto attento e molto presente nel dibattito pubblico sul perché noi rimuoviamo, mitizziamo, cioè da una parte c'è un mitocentrismo, c'è un atteggiamento mitocentrico, come noi nessuno. Avete presente quando intervistano in televisione il prosciutto, come lo fanno lì, non lo fanno da nessuna parte, non dice vai in Spagna, che probabilmente... Sì, la Spagna ci batte. Cioè, c'è sempre questi alle panade, poi le trovi dappertutto, ma se vai a Uschiri e gli dici che quelle del mio paese sono anche migliori perché l'acqua è migliore, praticamente ne esci. Ecco, questa forma ossessiva del mitocentrismo, che nasconde una debolezza di fondo alla fine naturalmente, perché poi c'è una rimozione costante. Ripeto, la toponomastica di Cagliari è significante, perché se vai a chiedere a chi abita, scusami, lo sapevi che qui ci abitava Gramsci? Chi? Ti dice, no, al numero 149 del corso. Non lo dico, il numero, no? Dice, Cocorto invece è prima, un po' prima, vicino all'angolo, nello studio Ballero, visto che c'è Bebetto qui, insomma, metteteci una targa per ricordare da quelli che si... Allora, questa, nella toponomastica lo vediamo questa roba, cioè certo. Si vede la rimozione, l'esaltazione, per cui sono ancora presenti molte vie riferite a personaggi delle false cattedre arborea. Ditegliela a quelli che hanno la squadra di calcio Gialetto, togli il nome Gialetto e quello ti ammazza giustamente, perché Gialetto è entrato poi in un immaginario fantasmatico. Torbeno falliti. Esatto. Allora, detto questo comportamento, poi noi, finita questa cosa qui, possiamo scendere giù e c'è questo brevissimo omaggio che Massimo Pittau e il suo quintetto ci offrono a questa figura che è Francesco Cocorto. Perché questo atteggiamento città-campagna, conflitto, rimozione, centralizzazione? Certo. Grazie Maria Antonietta, grazie per avermi coinvolto, perché poi questi sono incontri in cui uno impara sempre un sacco di cose. Quello che a me un po' incuriosisce, non da oggi devo dire, questi giganti come Francesco Cocorto o Gramsci, che citerò più volte, in che ambiente si muovevano? Qual era il loro rapporto con quella classe dirigente? Non diciamo con le classi popolari, perché non solo a quei tempi ma anche adesso spesso sono portati a seguire fenomeni, ma con chi aveva strumenti e quindi con quelle classi dirigenti. Qual era il loro rapporto? E questi come vivevano se stessi? Per leggere questa realtà a volte bisogna anche spostarsi di lato, un po' allontanarsi e utilizzare altri strumenti e altre esperienze. Giusto una settimana fa Maria Antonietta sull'Unione, scusatemi, dico la nuova perché ci scrivo io, quindi mi è stato sull'Unione.
Sì, certo. Sull'Unione ricordavo i 100 anni di Frantz Fanon, che è un personaggio oggi totalmente dimenticato. Però chi era Frantz Fanon? Frantz Fanon era un medico psicanalista martinicano, cittadino francese, che è stato uno degli autori, uno dei primi autori di quella che viene definita gli studi postcoloniali. Lui è uno che ha studiato, per esempio, il disagio psichico, quanto la colonizzazione produceva disagio psichico. Io sono anche convinto, pur non avendo nessuna testimonianza, che Nereide Rudas, che su queste cose ha studiato molto, abbia avuto un rapporto intellettuale con gli scritti di Frantz Fanon. E lui cosa sosteneva? Una delle cose più divertenti che forse abbia scritto. Lui diceva che l'intellettuale nero della Francafrique, no? Si sentiva più parigino dei parigini e aveva davanti a sé una figura che era quella di Léopold Senghor, poeta, primo presidente del Senegal, il quale, una volta finito il suo incarico politico, rientra e va a morire a Parigi. Quindi la prima domanda è: noi o la nostra classe dirigente come si sente rispetto al mondo? No? Rispetto al mondo. Cioè si sente più milanese dei milanesi? Oppure questo vivere nel margine ha un elemento di minorità? Che personaggi come Francesco Coccortu e Antonio Gramsci non avevano minimamente. Loro si sentivano cittadini dell'Europa, più che dell'Italia, dell'Europa. Basta vedere le cose che ha scritto Gramsci, che peraltro è il fondatore degli studi postcoloniali. Questo oggi lo riconoscono gli indiani, lo riconoscono in tutto il mondo. Giusto da noi non lo riconosciamo, ma nemo profeta in patria. Vorrei citare un altro personaggio che è vissuto 2 anni in Italia, dal 1919 al 21, ha avuto occasione di conoscere Gramsci nei suoi studi, ed è un peruviano che si chiamava José Carlos Mariátegui. Lui è anche lui uno dei fondatori degli studi postcoloniali. E in un libro meraviglioso che sono i 7 saggi sulla realtà peruviana, a un certo punto lui si pone la domanda: quanto il feudalesimo ha influenzato la creazione della borghesia peruviana, che non è una borghesia nazionale. Questo poi lo scopriremo dopo con personaggi come Gundar Frank, che le definì borghesia compradore, cioè nel senso che erano legate con i propri interessi personali, di gruppo, ai ceti dominanti internazionali, ma non avevano un'idea di sviluppo di sé, di sviluppo del proprio luogo. Domanda: quanto noi siamo così? E personaggi come Coccortu e Antonio Gramsci non lo erano. Nel secondo dopoguerra cite dei Crespellani. Crespellani e tanti altri. E quindi consentitemi di... Qual è una cosa che noi sentiamo in maniera forte? È il meccanismo della negazione. Placido Cherchi e Bachisio Bandino hanno scritto delle pagine importanti su questa cosa, no? Partendo un po' da un'affermazione nuorese di tipo giudiziario, no? In su nega non si intinghe pinna, cioè nella negazione non si può bagnare la penna per scrivere. Quindi questa negazione è legata anche a un'altra cosa. Giusto 30 anni fa, la mia amica Maria Antonietta Mongiu, in un convegno epocale sulle Apocalissi di Sant'Agostino, fece un'affermazione studio sulla cosiddetta dialettica del riconoscimento. Uno dei meccanismi di cui noi
sentiamo a volte, siamo privi, è il riconoscimento delle cose che abbiamo. E quindi permettetemi di continuare con il paragone con l'ex impero spagnolo di cui noi facevamo parte. Quindi andiamo in Spagna. Il nostro è un problema molto legato anche a non riconoscere la lingua come tale. Noi non riconosciamo il sardo come lingua, nonostante le leggi, le cose, non lo riconosciamo nell'uso. E vorrei citare 3 esempi. La Catalogna, dove con un investimento pazzesco alla fine hanno creato l'uso della lingua ovunque, a cominciare dalle scuole e dagli ospedali. Risultato, hanno una borghesia nazionale, con tutti i problemi. Adesso io non voglio entrare nelle loro questioni con lo Stato centrale, l'indipendenza, eccetera, però loro hanno sempre avuto un atteggiamento di questo genere. Valencia, luogo anche lì dove si parla catalano. Non diteglielo perché loro dicono valenziano, un po' come tra lugudoresi e campidanesi, un po' la stessa cosa. Parlano la stessa lingua, ma anche lì introdotta nelle scuole, eccetera, eccetera. Però se tu vai a Valencia, per strada, senti parlare il castigliano. Io una volta ho chiesto, ma perché parlate castigliano? No? Perché vedo il cartello scritto in valenziano, le cose, vado in un museo, mi danno i materiali scritti in valenziano, castigliano e poi inglese, francese, eccetera. E loro dicono, ma perché qui la borghesia ha deciso, tanti secoli fa, di parlare castigliano. E allora improvvisamente mi ricordo di una cosa, che quando nel Cinquecento sono venuti i gesuiti in Sardegna, sono andati ad Iglesias, e hanno iniziato a fare, secondo le loro teorie, a fare lezione usando il sardo. I genitori dei bambini sardi sono andati dai gesuiti e gli hanno detto niente, dovete insegnargli il castigliano. E perché il castigliano e non il sardo? Perché il castigliano era l'unico modo perché questi bambini, crescendo, potessero entrare all'interno del grande sistema dell'impero spagnolo. Quindi niente di tutto questo. Curiosità, a Valencia il loro partito valenziano è minoritario, mentre hanno avuto una lunga storia con il franchismo e poi con i popolari, un personaggio molto importante che era una donna, si chiamava Anna Botteglia, poverina, morta di infarto poi a Madrid. Gli spagnoli sorridono molto per il cognome e per le abitudini, potete immaginare. Quindi Galizia, altro luogo dove anche lì il partito nazionale è un po' più forte, però anche lì lingua dappertutto, però per strada la gente parla castigliano. A meno che tu non vada nei paesi, nei luoghi, così come anche nei paesi valenziani, dove lì si parla la lingua del posto. Quindi la Galizia poi ha anche una storia, era la patria di Franco, quindi ha dato i natali a Fraga Iribarne, che è quello che poi è stato uno dei autori della transizione dal franchismo alla democrazia. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo un grosso lavoro da fare, proprio in continuità con questi personaggi, cioè di riscoprire chi siamo e soprattutto di avere una grande forza e sicurezza sulle cose nostre. Cito l'ultima cosa, così rispondiamo alla cancel culture dell'amico Scrocco. Io sono lussurgese ed è l'unico paese della Sardegna che non ha una via dedicata ai Savoia da sempre. Quale ragione? Il fondatore di questo museo, il signor Carlo Felice, voleva passarla a ferro a fuoco perché i miei antenati, ecco Serenzia, i miei antenati erano un po' gente dei rivoltosi. E quindi di questa è una delle cose che mi fanno. Grazie. Allora,
Il mio destino invece, la via di nascita del mio paese era Corso Umberto, la via di residenza a Cagliari è Corso Vittorio Emanuele, tutti quanti sono proprio, mia nonna diceva usiamo il doppio cognome che tanto ritorneranno gli spagnoli che quelli non erano dei veri re per i Savoia, quindi voglio dire, e ho un bisnonno fondatore del Pisdazio, quindi io sono a posto da tutte le parti, ecco, appunto casco bene. Allora, come avete visto, credo che questo l'inizio di questo percorso di approfondimento, altri docenti parteciperanno su Francesco Coccorto, è proprio forse un invito di ricerca, non soltanto in casa nostra, noi abbiamo i nostri funzionari ricercatori che bene stanno operando da questo punto di vista, come abbiamo sentito stasera. Io ringrazio ancora una volta Mauro Salis, e come Gianluca Scroccu e Marco Pignotti e Niccolò Micheli, con cui è aperta questa discussione, perché quel convegno allora dedicato a Sant'Agostino per un'intuizione di Placido, che ci chiamò tutti, ci interpellò tutti a chiederci com'è che questo gigante adesso sarà celebrato dal nostro Papa, che andrà appunto, come sapete, in Algeria nel luogo di Pona e poi andrà naturalmente in Turchia nel luogo appunto del primo concilio. L'intuizione era, il mio articolo era appunto le disavventure della dialettica del riconoscimento, usando un'espressione di Hegel. Noi viviamo in una costante disavventura nella dialettica del riconoscimento, che è l'inizio della modernità. Quindi noi dobbiamo fare i conti attraverso anche questi personaggi che invece erano in una dimensione dialettica paritetica, perché il loro pensiero era un pensiero che si era arricchito del pensiero del mondo. A parte il fatto che a quel punto il nostro obiettivo è anche quello di tematizzare alcune figure dei licei storici cagliaritani, il Dettori e il Siotto, sono stati fondamentali. Molti docenti che dovevano poi passare nelle facoltà, la loro sosta era in quei licei, hanno formato classi dirigenti che scrivevano bene. Intanto scrivevano bene, quindi, e la chiudo con una battuta: se uno no? Scrive bene, parla bene, vuol dire che pensa bene. Esatto, appunto, chiudo con una cosa morettiana che così in Palombella Rossa dice ma come parli e come scrivi, quindi quelli che scrivono in questi social con scimprori di tutti i tipi e colori, uno dice ma Palombella Rossa l'hai visto oppure te lo giro perché forse è uno dei luoghi più pedagogici, come ormai tutti stanno dicendo, per Moretti. Quindi ringrazio la famiglia tutta, in tutte le sue componenti, perché per me è stata una grande utilità capire attraverso Coccortu anche il lavoro che da assessori avevo intrapreso. Ne dovevo essere più convinta allora, come per quanto riguarda il Sardo Spatio che abbiamo ripreso qui con questa Cività. Più convinta in che senso? L'abbiamo molto finanziato e molto sostenuto, e io dico che ammetto che una coscienza profonda del ruolo di questi personaggi l'abbiamo vista dopo, e io continuerò a dire che il lavoro di Pignotti, di Marinella, Ferrai è stato importantissimo. Quindi se avete ancora delle cose negli armadi di casa, donateli, perché questo serve a tutta la storia, non soltanto della Sardegna o di Cagliari, ma della nostra nazione. Grazie ancora a Franco Masala per aver consentito lo streaming. Adesso scendiamo tutti giù nel Belvedere Jaime e Luigi Pintor e per 15-20 minuti ci distraiamo con un po' di musica. Grazie mille.
Buonasera di nuovo, a causa del vento ci siamo velocemente trasferiti in questa stanza, ma naturalmente siete invitati ad affacciarvi per vedere se non l'avete già fatto. Ringrazio il maestro Simone Pittauro, presidente della Camera della Sardegna, per questa esibizione che faranno, per precisare, pro bono pubblico, come attività, come forma di contributo all'attività del museo. Vi ringraziamo perché non è la prima volta, sono degli ospiti gratuiti e fissi, quindi vi auguro buon ascolto. Noi come Orchestra della Camera della Sardegna ringraziamo il direttore che ci ospita sempre, perché suonare in questi posti è veramente magico, di grande ispirazione. Un grazie sentito anche alla dottoressa Maria Antonietta Mongio, che è sempre un piacere collaborare con lei. Abbiamo tanti progetti per il futuro, quindi ripeto, buon ascolto e grazie. Scusate per questo cambio di location, ma siamo in famiglia. Sì, appunto, siamo in famiglia. Solo due parole, perché forse non molti di voi hanno visto queste stanze che sono ancora, come vedete, in allestimento. Ci sono dei pezzi che sono, quelli che vedete sul banco, che sono pezzi pronti a partire del restauro. Tra qualche giorno andranno in restauro e poi saranno esposti qui. Sono in particolare dei frammenti di sarcofago da Cagliari, di collezioni storiche del museo, e l'estate invece da Cagliari, Corvus e gli ultimi due da Sant'Antioco sono state restaurate dal museo lo scorso anno. Fanno parte da prima, in particolare delle collezioni storiche del museo. Era già a Palazzo Belgrano nell'Ottocento. E sono un restauro estremamente laborioso e trovo i suoi frutti. Quindi vi auguro buona ascolto. Signori, in veste di presentatore che mi imbarazza veramente tanto, ci tengo a informarvi che seguiremo una piccola suite di Morricone con temi veramente famosi. C'è una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, c'è una volta all'Ouest. E poi, vabbè, annunciamo gli altri, sì. Buon ascolto.
sul Veneto.
Giusto?